Oggi continuo a parlarvi della scuola romana, ricordando che questa definizione non si riferisce ad un movimento artistico vero e proprio, ma a molteplici esperienze, anche molto diverse tra loro, che si sviluppano a Roma negli anni 30. Dopo aver visto la scuola di via Cavour, cioè l'attività del gruppo formato da Scipione, Mario Maffei e Antonietta Raphael, tre pittori orientati verso l'espressionismo, continuiamo il percorso nell'antinovecento scoprendo altri pittori, in particolare coloro che scelsero la pittura tonale. Infatti anche la sperimentazione di nuovi modi di dipingere, di nuovi rapporti tra colore e spazio, tra colore e volume, erano una forma di reazione al Novecento. In questo gruppo troviamo Corrado Cagli, autore di questa natura morta. Il confine tra le diverse esperienze romane non è però così netto. Anche Maffei, dopo la fase espressionista, si avvicina alla pittura tonale. Lo vediamo in queste due opere che si differenziano dalle precedenti per una gamma di colori più chiara e per una costruzione delle immagini basata solo sul colore. A sinistra una delle sue famose demolizioni, effetto degli sventramenti del centro storico, a destra un'ampia veduta dal Gianicolo, in cui la mole bianca del Vittoriano si distingue nettamente dalla dominante ocra del panorama urbano. Già nel 1932 Scipione aveva notato i cambiamenti avvenuti nella pittura dell'amico Maffei e lo scrisse in una lettera. Maffei si è completamente rinnovato, è tutto chiaro, ma questo non sarebbe nulla perché è naturale, anch'io sono molto più chiaro. Ma tu pensa, è limpido, corretto di disegno, tutto proporzionato, pensa alla profondità spaziale, insomma sta rivedendo tutte le deficienze e ora corre dietro alla realtà. A destra vediamo uno scorcio di Roma che documenta la svolta di Maffei. Ancora un confronto tra due dipinti di Maffei che dimostrano la sua evoluzione dall'espressionismo al tonalismo, dai forti contrasti del paesaggio che vediamo a sinistra alle stesure luminose e uniformi dell'opera Donne che distendono al sole del 1933. Ma che cos'è il tonalismo? Così lo definisce nel 1915 lo storico dell'arte Lionello Venturi. Colorire secondo il principio del tono significa dar forma al colore, che è cosa diversa, anzi opposta, dal colorire una forma. Insomma, non si disegna una forma e poi la si riempie di colore, ma si costruisce la forma direttamente col colore. Con infinite sfumature, il tono permette di indietreggiare un colore, di avanzarne un altro, sino al momento in cui la forma plastica esce dal caos come d'incanto. Sulla sperimentazione tonale influisce molto la pubblicazione nel 1927 del volume Su Piero della Francesca di Roberto Longhi. Grazie a questo studio si scopre una pittura che sembra un modello perfetto per gli artisti del tempo. Pittura concreta ma immersa in un clima metafisico, caratterizzata da rigore geometrico nella composizione e da un uso costruttivo del colore. Già in precedenza, però, si erano viste opere che anticipavano la diffusione del tonalismo nell'ambiente romano. Erano del pittore Roberto Melli, che si può definire un teorico del colore. Nell'interno del 1919 riprende la moglie in uno spazio formato dalla combinazione di piani e volumi. È quasi un gioco di forme astratte, sottolineato dalla netta contrapposizione dei colori. E anche il suo autoritratto del 1933 si compone di zone di colore distinte da cambiamenti di tono. Altre tre opere di Melli ci confermano il suo orientamento verso una pittura di larghe stesure, di nette contrapposizioni e priva di chiaroscuri.
Dalla fine degli anni '20 il tonalismo di Melli esercita una grande influenza sui pittori romani più giovani. Anche Fausto Pirandello, figlio del grande drammaturgo Luigi Pirandello, sperimenta il tonalismo, pur senza abbandonare l'espressionismo che è congeniale al suo temperamento. Il suo primo approccio con la pittura avviene nell'ambiente familiare, dato che anche il padre e il fratello sono pittori dilettanti. La decisione di avviarsi al mestiere di pittore si colloca intorno al 1920, quando frequenta la Scuola Libera del Nudo. È una delle personalità più originali della scuola romana e dedica a Roma una serie di bellissime vedute dipinte con un colore denso, spatolato, che probabilmente ha visto nei lavori degli italiani di Parigi, soprattutto Campigli e Tozzi, che aveva frequentato durante i suoi soggiorni in Francia. È stato uno dei primi della scuola romana a recarsi in Francia. Sono immagini, quelle di Roma, di Pirandello, che ci trasmettono magicamente quella calda luminosità dei pomeriggi romani. Qui vediamo un famoso ritratto di Luigi Pirandello dipinto dal figlio nel 1936. Lo scrittore aveva 66 anni e l'anno seguente, nel 1934, verrà insignito del premio Nobel per la letteratura. Nel 1936 morirà. Il ritratto da un lato ci mostra un uomo anziano, fragile, un po' sorpreso, forse perplesso, e dall'altro ci rivela la soggezione che il pittore continuava ad avere del padre, con cui i rapporti non furono mai facili. Ma c'è anche un po' di irriverenza, come qualcuno ha notato, nel curioso accostamento tra il cappello e il paralume. Comunque è un bel esempio di tonalismo per quella semplificazione delle forme, l'assenza di contorni e la costruzione dei volumi esclusivamente mediante il colore. Il Bagno, premiato alla Quadriennale del 1935, è un'opera che rappresenta molto bene i temi di Pirandello. E al centro del suo interesse c'è soprattutto l'umanità, con la sua fatica di vivere, con il suo disagio, le sue paure. Persone prigioniere di una condizione da cui non riescono a uscire. Come sono le tre figure che occupano questo spazio angusto dove si svolge una scena banale, nello stesso tempo enigmatica, che ci fa pensare anche alle tematiche teatrali del padre dell'artista. Un uomo chiuso dentro una doccia, seminascosto da un paravento, porge qualcosa, una saponetta, a una donna che si ritrae, mentre un altro uomo seduto si gira per capire cosa succede. Sulla sedia è appoggiata una strana ampolla su cui si posa lo sguardo della donna. Gesto e sguardi legano le figure in un racconto che però noi non riusciamo a capire. È vita quotidiana, dunque, ma anche mistero, che ci ricorda certi interni del realismo magico. La scena è ripresa dal basso ed è compressa proprio nello spazio della tela. Poi il senso di chiusura è accentuato da quella porta che si intravede sul fondo, sbarrata, e dal minimo spazio lasciato sopra le teste. Il colore è denso, grumoso, opaco e a sua volta sottolinea la pesantezza di quell'atmosfera. Un altro dipinto che ci comunica un senso di oppressione e di squallore è questo, intitolato La pioggia d'oro. Il titolo si riferisce al mito letterario di Danae Giove, che la sedusse mentre era prigioniera in una torre, trasformandosi appunto in una pioggia d'oro. È un tema trattato da molti artisti anche dei secoli passati. Ciò che risalta però in questo dipinto è il grande disordine della scena, l'instabilità, la confusione delle cose, la prospettiva forzata di quel nudo a sinistra. Una frase del pittore ci aiuta a capire almeno un po'.
Una delle mie grandi fatiche con le quali aggravio la mia vita è quella di correre a mettermi da tutti o quasi i punti di vista attraverso i quali le cose di questo mondo possono essere guardate e da lì interpretate come appaiono. La pittura dunque non fa che rispecchiare l'assurdità del reale e anche, secondo qualcuno, il rovesciamento della realtà e la corruzione della vita contemporanea, su cui lo sguardo di Pirandello è molto acuto. Anche questa è un'immagine di umanità sofferente che implora aiuto. Tre braccianti, a destra, quella immagine di destra, tre braccianti circondati da piante di gran turco seccate dal sole, sembrano rivolgersi a qualcuno che sta davanti a loro per salvarsi da quell'inferno. Le piante, come le loro camicie rosse, sembrano davvero delle fiamme. È una denuncia evidente della condizione di abbandono dei contadini. L'opera, che venne esposta alla Terza Quadriennale di Roma del 1939, suscitò l'ira di Benito Mussolini per quelle camicie rosse che sembravano un'allusione al comunismo. Malgrado ciò, per iniziativa di Giulio Carlo Argan, l'opera fu acquistata da un museo pubblico e ora si trova alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Qui si vede chiaramente come Pirandello mantenga sempre una vocazione espressionista e interpreti il tonalismo in un modo molto personale, soprattutto per quanto riguarda la stesura del colore, che è sempre molto denso, molto pastoso. Alla fine degli anni 30 il suo uso del colore diventa ancora più laborioso e sofferto, fino a produrre effetti di corrosione della forma e della materia, in cui si esprimono ancora più drammaticamente la fragilità dell'umanità e il dolore esistenziale. Nulla di più lontano dalla compostezza e dalla levigatezza di forme di chi seguiva invece il Novecento. Naturalmente mi riferivo al dipinto Spiaggia affollata del 1939 che vediamo a sinistra. Nella scuola romana un ruolo da protagonista spetta a Corrado Cagli, nato ad Ancona nel 1910 ma arrivato a Roma nel 1915, quindi da bambino. Pittore, ma anche critico d'arte, teorico e organizzatore di mostre. Insomma, una figura poliedrica, un punto di riferimento, anzi un caposcuola, insomma, per tanti artisti della sua generazione, che si distingue dagli altri anche per l'impegno nella pittura murale, pienamente convinto dell'importanza di questa forma d'arte nel mondo contemporaneo, come era in quel momento anche Sironi. Cagli è appassionato di pittura antica, sa tradurre la sua profonda cultura, è un pittore veramente colto, in un linguaggio però molto moderno che è legato al tonalismo. A soli 20 anni Cagli è direttore artistico di una fabbrica di ceramiche a Umbertide in Umbria, per la quale inventa nuovi modelli e rinnova lo stile decorativo, applicando motivi ispirati all'avanguardia. Del resto in Umbria era entrato in contatto con Gerardo Dottori e altri futuristi, e non solo al futurismo, ma anche al déco. Adotta una combinazione di colori di giallo e nero che diventa proprio l'elemento di riconoscibilità di quella produzione. Naturalmente non può non conoscere e seguire attentamente anche la produzione di Gio Ponti, che in quel momento era direttore artistico della Richard Ginori e che era che possiamo considerare insomma l'inventore del design italiano. In Umbria nel 1930 dipinge anche un ciclo di pitture murali in una casa privata su un tema molto attuale, quello della battaglia del grano, cioè la campagna lanciata nel 1925 dal governo fascista per incrementare la produzione italiana di frumento.
Sono 12 riquadri che illustrano i diversi momenti del lavoro agricolo, quindi la partenza per il lavoro, la vangatura del terreno, la falciatura del grano, la semina, il riposo durante il lavoro. Qui vediamo qualche riproduzione e sono riuscita a trovarne soltanto una a colori, quella della vangatura, che dimostrano comunque che Cagli già a soli 20 anni insomma, ha una grande padronanza dei mezzi, del mestiere di pittore, e la pittura murale è proprio tra i suoi principali interessi, ci crede moltissimo. E come Sironi, anche lui scriverà dei testi teorici sull'argomento, come il famoso articolo Muri ai pittori, pubblicato sulla rivista Quadrante nel 1933. Dopo aver visitato la quadriennale del 1931, un'edizione che colpisce, la prima edizione della quadriennale, un'edizione che colpisce moltissimo gli artisti del tempo, no? Che segna un momento decisivo. E anche lui fa nuove scoperte in questa occasione che gli fanno prendere delle nuove direzioni. È molto suggestionato da Arturo Martini, di cui vediamo sopra la sala che gli era stata riservata alla quadriennale e un'opera Il Pastore. E lo vediamo, questa influenza la vediamo nel ritratto della sorella Susanna di Cagli del 1931, dove colpisce proprio quella impostazione, diciamo, sommaria, sintetica della testa e anche quella superficie grumosa, aspra, proprio tipicamente martiniana. Ma in quel periodo stringe comunque amicizie decisive per il suo futuro con Fausto Pirandello e Giuseppe Capogrossi, che sono appunto coloro che erano andati già a Parigi e che quindi portano con sé queste esperienze. Per cui è inevitabile che anche lui si dedichi alla pittura. Pertanto la scultura rimane un esperimento isolato, mentre decisamente si indirizza verso la pittura tonale. Nell'aprile del 1932, a solo 22 anni, Cagli, alla Galleria di Roma, che aveva una particolare attenzione per i giovani, Cagli ha la sua prima mostra personale insieme alla pittrice Adriana Pinkerle, che era la sorella di Alberto Moravia, di cui vediamo un autoritratto dello stesso anno. Cagli non ha ancora una grande produzione pittorica da cavalletto. Espone il ritratto di Serena, quindi la scultura dell'anno precedente, alcuni disegni e anche delle ceramiche. Nello stesso anno, con Giuseppe Capogrossi ed Emanuele Cavalli, fonda il gruppo della nuova pittura romana, con cui espone di nuovo alla Galleria di Roma. Insomma, è un momento di grande fervore, un momento di lancio proprio di Cagli. Poi nel 1933 saranno alla Galleria del Milione a Milano e addirittura alla Galleria Beaujean di Parigi. Ed è in quell'occasione che il critico Waldemar George, riferendosi a questo terzetto Capogrossi, Cagli, Cavalli, conia la definizione École de Rome. Ma torniamo al 1932, l'anno in cui inizia la vicenda di Cagli pittore. In occasione di un viaggio a Paestum, durante il quale visita anche Pompei, scopre la pittura pompeiana e da questo momento utilizza la tecnica a incausto, basata su colori sciolti nella cera fusa che si riscaldano al momento in cui devono essere usati. Talvolta la cera viene mescolata con l'olio. E sempre nel 1932, alla Mostra dell'Edilizia a Roma, si svela questa sua ricerca, quella ricerca sul mito, che costituirà il maggiore impegno, anche teorico, di Cagli per alcuni anni. Qui la sua riflessione sull'antico si concreta in questi soggetti romani, stilizzati, semplificati nelle forme, in cui si vede però anche qualche influenza di Picasso, del Picasso neoclassico. Di queste opere purtroppo ci sono soltanto le riproduzioni. Perché è importante che gli artisti si impegnino nella pittura murale? Perché il loro compito, secondo Cagli, è quello di interpretare gli eventi contemporanei nelle dimensioni dell'arte pubblica
e di creare nuovi miti. In questo senso lui è con Sironi il più produttivo dei pittori murali. Alla seconda quadriennale, oltre a un certo numero di dipinti, espone 4 pannelli murali asportabili, alti quasi 4 metri, ispirati alla grande impresa della bonifica dell'Agropontino, per il quale prenderà anche un premio. Vediamo a sinistra la rotonda in cui erano collocati, e erano, come ne vedete, 2 ai lati della porta. E a destra invece le riproduzioni, purtroppo anche in questo caso non abbiamo gli originali. E a proposito di Sironi, già 2 anni prima Cagli si era fatto notare anche nell'ambiente milanese, quindi parliamo del 1933, partecipando alla Triennale, l'edizione che era coordinata proprio da Sironi. Nel vestibolo del Palazzo dell'Arte, costruito da Giovanni Muzio, aveva dipinto con la tecnica della tempera all'uovo un riquadro di 30 metri quadri dal titolo Preludi di guerra, dimostrando che la pittura murale apriva una gamma vastissima di possibilità e permetteva di conciliare la solennità dell'arte antica con le forme stilizzate dell'arte contemporanea e anche con i temi contemporanei. In particolare, naturalmente, si conciliava con il tonalismo. Il dipinto, anche di questo dipinto possiamo vedere solo le riproduzioni d'epoca, perché fu eliminato alla fine della manifestazione. Raffigurava una scena situata in un passato indeterminato in cui degli uomini si preparavano in vista di una guerra. Sullo sfondo di un vasto paesaggio vediamo cavalieri e cavalli che stanno per partire, una coppia che si saluta, dei bambini che giocano, un vecchio che medita. Temi universali ed eterni che il pittore, ricordiamo che era ancora giovanissimo, insomma stiamo parlando del 33, quindi ancora 23 anni, riesce ad accostare con uno stile già suo, molto originale, e riesce anche a mescolare tanti riferimenti alla pittura antica, che possono andare dalla pittura vascolare greca a Giotto, a Masaccio, restando sempre lontano dal Novecento e dal monumentalismo, dal gigantismo di Sironi. In maggio pubblica sulla rivista Quadrante il famoso articolo che citavo prima, Muri ai pittori, in cui scrive: in pittura e ormai da tempo e sotto diversi cieli si manifestano aspirazioni all'arte murale, all'affresco. Quanto si fa in pittura oggi, al di fuori dell'aspirazione murale, che ha persino mutato lo spirito della pittura da cavalletto, influenzandone l'impianto e la materia, è fatica minore, è storicamente vana. A convogliare la forza della pittura contemporanea occorrono i muri, le pareti. Quindi la sua è una convinzione profonda proprio della necessità di produrre pittura murale, soprattutto pittura murale, ed è il solo che lo fa, gli altri non lo seguono in questo percorso. Come dicevo, Cagli riscopre l'antica tecnica della pittura di Pompei, l'encausto, e la utilizza anche in opere da cavalletto, come in questa tavola, I Neofiti, del 1934, uno dei capolavori della pittura tonale in cui le figure sono costruite solo con il colore, un colore caldo, astratto, lontano dal naturalismo, che dà alla scena un carattere evocativo, mitico, e che per quell'andamento fluido, nervoso della pennellata fa pensare anche a un tratto espressionista. Nel 1933 Cagli aveva partecipato con Capogrossi, Cavalli e Melli alla stesura di un testo teorico che poi non fu in realtà pubblicato, il manifesto del primordialismo plastico, che si prefiggeva di definire il ruolo centrale del colore nella conquista di valori plastici e spaziali
e di chiarire i rapporti tra la tradizione pittorica italiana al di fuori delle prescrizioni del Novecento e le nuove ricerche sul colore. Ma c'è un altro riferimento al passato, oltre alla tecnica. C'è una citazione di Piero della Francesca, di cui qui vediamo il battesimo di Cristo, al quale evidentemente Cagli si è ispirato per la figura di sinistra. Il concetto di primordio matura in Cagli attraverso il confronto con lo scrittore Massimo Bontempelli, che abbiamo già citato parlando del realismo magico di Antonio Donghi, e che tra l'altro era suo zio. Ecco cosa scrive proprio nell'anno in cui matura l'idea del manifesto del primordialismo. Le avanguardie artistiche avrebbero la funzione di creare quella condizione di primitività, o meglio primordialità, da cui possa poi nascere il creatore che si trovi al principio di una nuova serie. Cagli in pochi anni conquista un ruolo importante nell'ambiente romano anche per la sua attività di critico. Collabora strettamente anche con la contessa Mimì Pecci Blunt, che nell'aprile 1935 apre la Galleria della Cometa, il cui nome è legato allo stemma della famiglia Pecci. Per alcuni anni la galleria svolge un ruolo molto importante per gli artisti romani più impegnati nel rinnovamento del linguaggio ed è un punto di riferimento soprattutto per l'antinovecento. La Pecci Blunt insieme al marito, un ricco banchiere ebreo di New York, è collezionista, mecenate, organizzatrice di eventi, sia in campo artistico che musicale. Riesce a coinvolgere nella sua attività i migliori intellettuali del tempo, artisti, letterati, critici, musicisti, sia italiani che stranieri. Cagli allestisce in galleria molte mostre. Dal 1937 però l'attività della galleria viene fatta oggetto di una dura campagna giornalistica condotta da Telesio Interlandi, che era fascista, direttore del giornale Il Tevere. La Pecci, perseguitata a causa delle leggi razziali, deve chiudere la galleria e partire. Poiché aveva aperto una succursale della Cometa a New York, vive negli Stati Uniti fino al 1947 e continua a organizzare mostre per gli artisti italiani. Ma che rapporti ha Cagli con il fascismo? Certamente è un sostenitore del regime e collabora a importanti imprese artistiche pubbliche, ma non sempre la sua opera viene apprezzata dalle gerarchie, anzi, come accade anche a Sironi, nell'ottica dei fascisti più tradizionalisti, la sua pittura è troppo moderna. Nel 1935, ad esempio, quest'opera intitolata La corsa dei Berberi, Barberi, che è un grande dipinto murale eseguito per la sede dell'Opera Nazionale Balilla, viene bocciata del ministro dell'Educazione per inadeguatezza tematica e ne viene ordinata la cancellazione. Fortunatamente viene nascosta da Cagli dietro paretti di cartongesso e verrà riscoperta nel 1945. Il soggetto è una corsa di cavalli bradi, senza cavaliere, che si svolgeva tradizionalmente lungo Via del Corso fino a Piazza del Popolo in occasione del Carnevale romano. Per l'Esposizione internazionale delle arti e delle tecniche di Parigi del 1937, quella per intenderci che ospita anche Guernica, Cagli, aiutato dal suo allievo Afro, realizza una serie di grandi dipinti a tempera encaustica per la decorazione del vestibolo del padiglione italiano. I dipinti raffigurano immagini monumentali di Roma e ritratti dei grandi italiani dall'epoca romana al Risorgimento. Ma anche in questo caso le autorità non apprezzano per nulla il suo lavoro. Anzi, iniziano nello stesso periodo gli attacchi antisemiti anche contro Cagli, oltre che contro la Galleria La Cometa.
C'è una certa critica fascista raggruppata attorno alle testate Quadrivio e Tevere che si accanisce particolarmente contro di lui. Lo accusano addirittura di disfattismo, proprio in relazione al ciclo che ha proposto a Parigi, perché a parere del giornale ha rappresentato le glorie della storia italica con i volti di uomini delle caverne o di minorati psichici, responsabilità per la quale viene persino evocata la competenza del Tribunale speciale. Ecco uno dei pannelli messi sotto accusa dalla stampa fascista per l'interpretazione data da Cagli ai protagonisti della storia antica. Non abbastanza fieri ed eroici e troppo normali, troppo umani per essere accettati come incarnazione dei miti del glorioso passato nazionale. Alla fine del 1938, a causa delle leggi razziali, Cagli è costretto ad espatriare e si trasferisce prima a Parigi e poi negli Stati Uniti. Nel 1941 si arruola nell'esercito americano e nel 1944 partecipa alle campagne in Europa, in Francia, in Belgio e in Germania. Nel dopoguerra riprende la sua attività in America e torna in Italia nel 1948. Continuerà la sua attività con il consueto spirito sperimentale, alternando pittura figurativa e informale. Ed ecco invece Giuseppe Capogrossi. Tra i compagni di strada di Cagli, nei primi anni 30, infatti, c'è Capogrossi, oltre a Pirandello. Capogrossi è più anziano di lui, è arrivato anche prima, come Pirandello del resto, ed è arrivato prima sulla scena artistica romana, ma per alcuni anni ci sarà fra di loro una forte comunanza di vedute. Capogrossi ha un'ottima formazione, nel 1923 frequenta la scuola di Felice Carena, pittore tra i migliori nel filone del Novecento, e la sua strada sembra essere la pittura di figura. Ma come è accaduto anche ad altri, il suo stile si trasforma e nel secondo dopoguerra sarà uno dei protagonisti dell'arte astratta insieme a Lucio Fontana e ad altri che faranno fare un deciso balzo in avanti all'arte italiana. Frequenta i giri artistici più vivaci, più affollati, insomma dei primi anni venti, il Caffè Aragno che ho già citato, la Casa d'Arte Bragaglia, ed espone per la prima volta nel 1927. Poi va a Parigi con Fausto Pirandello e anche da questa esperienza sarà molto influenzato. Nel 1931 Capogrossi fa amicizia con Corrado Cagli e assieme a lui ed Emanuele Cavalli forma quel gruppo che, come ho già detto, tra il 32 e il 33 si presenterà in diverse mostre sia a Roma che a Milano e alla Galleria del Milione, dove vengono presentati come gruppo dei nuovi pittori romani, insomma rappresentano l'avanguardia. E poi a Parigi, dove appunto ci sarà la famosa definizione di École de Rome. Quindi si riconosce in loro, in questo gruppetto, il fenomeno più innovativo, più interessante dell'ambiente artistico della capitale. Si può dire che la prima vera affermazione di Cagli sia alla seconda quadriennale del 1935, dove espone un gruppo di opere, tra cui il giocatore di ping pong che vedete qui e il ritratto femminile, in cui la sua scelta tonale sembra trovare un punto di convergenza con il realismo magico, per quell'atmosfera silenziosa, assorta in cui inserisce i suoi personaggi. Qualche anno dopo dipinge un vero capolavoro, La Piena sul Tevere. Siamo nel 1934. Il tema è ispirato all'artista dalla consuetudine dei giovani artisti e intellettuali romani di frequentare il galleggiante Tofini sul Tevere, uno stabilimento balneare che si trovava tra il Ponte Risorgimento e l'attuale Ponte Matteotti. È un punto di riferimento storico per gli intellettuali romani degli anni 30, come vediamo in una testimonianza di cui vi leggo un brano. Al suddetto stabilimento balneare si recavano per fare i bagni di sole, per remare sulle battane o sulle iole o sui sandolini
e anche per nuotare alcuni tra gli artisti che sarebbero stati più tardi chiamati della scuola romana. Cavalli, Cagli, Capogrossi, Sclavi, lo scultore Mimmo Spadini, la pittrice Cati Castellucci, il gallerista Pier Maria Bardi, oltre alla giovane scrittrice Elsa Morante, che allora scriveva novelle per bambini, agli architetti Lapadula e Paladini e a diversi altri artisti figurativi, registi, attori e noti professionisti di Roma. Capogrossi dà un'interpretazione molto originale di questo ambiente, di questo mondo, rarefatta, quasi teatrale, giocando con colori e geometrie. Sono scene di vita quotidiana, gesti semplici di bagnanti che oziano al sole, si preparano a nuotare, ma Capogrossi non persegue il realismo, non vuole riprodurre esattamente queste scene, anzi trasforma queste immagini in visioni mitiche, fissate in una dimensione senza tempo, in cui si realizza una fusione perfetta tra uomo e natura. Questa gioventù romana non è quella che incarna i miti della virilità, della potenza fisica propagandati dall'arte fascista, piuttosto esprime leggerezza, eleganza. Il tema del nudo non lo induce a copiare l'antico, semmai a cercare di darne un'interpretazione filtrata dalla sensibilità moderna, che comunque gli permette di ottenere armonie e ritmi che possiamo comunque definire classici. La figura virile nuda è il tema centrale dell'arte classica, ma certo i giovani nudi che noi troviamo nei quadri degli artisti di questo periodo non rappresentano quella classicità piena di enfasi retorica dei monumenti al regime. Qui vediamo i modelli che rappresentano l'ideale di atleta fascista come viene rappresentato negli spazi pubblici. Si esaltano soprattutto la potenza muscolare e la competitività. Il regime punta moltissimo sull'attività fisica, sull'attività sportiva per trasformare la società italiana, perché da un lato può svolgere un ruolo educativo e dall'altro rappresentare un fattore di prestigio per l'Italia nei confronti delle altre nazioni, nelle competizioni internazionali. Dopo la fondazione dell'Opera Nazionale Balilla nel 1926 si avvia un processo di riorganizzazione dello sport che porta anche alla realizzazione di grandi strutture per le quali è ritenuto fondamentale l'apporto delle arti figurative, come vediamo nelle statue, nei mosaici della piscina del Foro Mussolini, poi Foro Italico. Tra gli allievi di Cagli troviamo anche l'udinese Afro Basaldella, che arriva a Roma per la prima volta nel 1929 con una borsa di studio. Ha solo 17 anni, ma ha già esposto nella sua città assieme ai fratelli Dino e Mirko, che sono scultori. Hanno partecipato a una mostra importante nel 1928 definita della Scuola Friulana d'Avanguardia, un gruppo che guardava alle nuove tendenze artistiche nazionali e voleva uscire dal conservatorismo dell'arte locale. Nel suo primo contatto con Roma, Afro è certamente colpito da Scipione e Maffei e la sua pittura sembra decisamente orientata all'espressionismo, come si può cogliere del resto nell'autoritratto che vediamo qui del 1931. Nel 1932 espone a Milano, come vediamo aveva soltanto 20 anni, e dove raggiunge il fratello Dino che lavorava nello stesso periodo con Arturo Martini, e proprio a Milano ritrova Cagli che aveva conosciuto a Roma e collabora con lui al dipinto Preludi di guerra che ricorderete vi ho citato poco fa per la Triennale del 1933. L'anno dopo, nel 1934, si trasferisce stabilmente a Roma ed entra a far parte del gruppo della scuola romana, iniziando un lungo sodalizio con Cagli, che influisce moltissimo nel suo orientamento verso il tonalismo. Come vediamo nel confronto tra il ritratto di Aldo Merlo dipinto da Afro e quello che Cagli fa al pittore Prieto,
sono i due ritratti a colori, del primo a sinistra abbiamo soltanto la riproduzione in bianco e nero. E, adotta anche lui quella dominante gialla e ocra che caratterizza la pittura di Cagli. Però la personalità di Afro è forte e la critica individua nel suo lavoro anche una somma di altre influenze. Anche in questa bellissima composizione è evidente l'influenza di quel caldo cromatismo di Cagli, però c'è anche il colore veneto che Afro ha dentro di sé. La pittura veneta lo influenza sotto molti aspetti. Va ricordato che aveva studiato al Liceo Artistico di Venezia, che amava Tintoretto e Veronese, che fin da bambino a Udine aveva potuto vedere il capolavoro del giovane Tiepolo, ma certamente nella complessità della sua pittura entra anche il barocco, forse sull'esempio di Scipione, che era stato il suo primo approccio, diciamo, romano. Nel 1936 dipinge questo famoso autoritratto che è pieno di messaggi interessanti. Quella cartella di disegni e la penna che tiene nelle mani ci svelano la sua fedeltà al mestiere di pittore inteso nella sua dimensione storica. Il tonalismo non ha eliminato le deformazioni espressioniste degli inizi, anzi è questo che fa emergere questa sua capacità di indagare dentro di sé e di trasmetterci anche una certa inquietudine psicologica. Ma non basta, secondo alcuni critici la pittura veneta viene fuori questa volta anche nelle linee allungate di un artista singolare come il Greco. Uno sguardo continuo al passato, insomma, quello di Afro, una ricerca delle origini, sempre a caccia di quel primordio di cui abbiamo parlato per Cagli, che è evidente anche nel Pulcinella, musicista di destra, o nell'autoritratto che vediamo sopra col turbante del 1937. Insomma, una somma di influenze, di riferimenti che danno alla pittura di Afro diciamo, un carattere lirico molto speciale. Nel 1936 anche lui si cimenta con la pittura murale, come avevano fatto, abbiamo visto, Cagli e Sironi. È chiamato a decorare il vestibolo dell'Opera Nazionale Balilla di Udine, la sua città, con un ciclo di dipinti per i quali usa la tempera all'uovo. I temi sono l'educazione fisica, scientifica, morale della gioventù. Anche se il lavoro ha un carattere ufficiale, richiederebbe quindi un tono adeguato, celebrativo, Afro segue invece l'esempio di Cagli ed evita completamente la retorica. Quindi si espone naturalmente alla censura che arriverà e che diciamo, farà sì che questi dipinti durino molto poco nella loro sede. Poi in seguito si è riusciti a recuperare qualche frammento, come vediamo nell'immagine di sinistra. Ecco, qui vediamo la pittura recuperata e com'era alle origini in una riproduzione d'epoca. Il riquadro rappresenta l'educazione alla guerra che Afro trasforma nel gioco della guerra, cioè non usa appunto toni eroici, toni epici. Qui vediamo la riproduzione dei riquadri sul gioco della guerra e sul trionfo dell'atleta. Chi gli commissiona queste pitture evidentemente non si aspettava questa risposta, si aspettava una rappresentazione più realistica e nel contempo, insomma, finalizzata a rappresentare, a illustrare gli ideali fascisti. Invece Afro interpreta il tema dell'educazione usando un tono da favola, una dimensione atemporale in cui si muovono in libertà gruppi che non compiono i gesti obbligati dalla disciplina militare o sportiva e individui che non hanno le caratteristiche della virilità fascista, ma hanno questa naturale, sottile eleganza. Insomma, un mondo di armonie e di piena sintonia con la natura.
Sempre a Udine, ma nel 1938, Afro esegue un ciclo di pitture murali a tempera nella casa di un commerciante, Dante Cavazzini, che ora è sede della Galleria d'Arte Moderna, con motivi figurativi tratti anche in questo caso dalla pittura veneta, da modelli di Tiziano, Tintoretto, Veronese soprattutto, immagini agresti, boscherecce, immerse in una lussureggiante vegetazione, banchetti, architetture, momenti di svago, scene di lavoro, insomma una rappresentazione ricchissima, complessa, che dimostra la raggiunta maturità tecnica e anche formale di Afro, che nello stesso anno espone alla Biennale. L'anno precedente aveva avuto una mostra personale alla Galleria La Cometa, insomma ha meno di 30 anni, ma è già abbastanza affermato e conosciuto. Nel 1950 Afro compie un lungo viaggio negli Stati Uniti, dove rimane colpito dall'espressionismo astratto. Nel 1952 aderisce al gruppo degli otto di Lionello Venturi proposto per la Biennale e da quel momento lascia definitivamente il campo della pittura figurativa, come si vede in quest'opera del 1956, e sarà uno dei protagonisti dell'astrattismo italiano. Tra gli artisti che emergono negli anni 30 tra Roma e Milano c'è Renato Guttuso. Nato in Sicilia, a Bagheria, nel 1912, Renato Guttuso impara a dipingere da un decoratore di carretti siciliani e poi nello studio del pittore futurista Pipo Rizzo, a Palermo. Dopo aver esposto alla prima quadriennale di Roma del 1931, quando non aveva ancora 20 anni, e alla Galleria del Milione di Milano nel 1932, abbandona gli studi universitari e si stabilisce a Roma nel 1933, dove stringe rapporti di amicizia con Maffei, Pirandello, Cagli e altri artisti della loro cerchia che influenzano la sua pittura in senso tonale. E qui vediamo le prime opere, cioè conosciute, diciamo, dei primi anni 30 di Guttuso, dove già è evidente la sua adesione alla pittura tonale. Guttuso fa parte del gruppo I Quattro di Palermo, insieme a una pittrice, Lia Pasqualino Noto, e a due scultori, Nino Franchina e Giovanni Barbera. Il gruppo si forma nel 1932 sulla base di una comune avversione al Novecento e sulla scia di quanto era accaduto qualche anno prima a Torino con la formazione del gruppo dei Sei di Torino, sempre all'insegna dell'antinovecento. I quattro si fanno notare in una prima mostra alla Galleria del Milione a Milano nel 1932 e in una seconda occasione sempre al Milione nel 1934. Guttuso è giovanissimo, ha poco più di 20 anni, ma è molto attivo su vari fronti. Tiene i contatti con gli artisti di Roma e di Milano, fa il critico d'arte, è informato e combattivo. E per suo tramite anche i suoi compagni siciliani si avvicinano al tonalismo e alla scultura di Arturo Martini. Nel 1935 Guttuso si trova a Milano per il servizio militare. Frequenta l'ambiente artistico che gravita attorno alla Galleria del Milione, che già ben conosceva, ma non solo. Nel 1936 decide di rimanervi e apre uno studio. Risale a questo periodo l'autoritratto che vediamo, caratterizzato da colori accesi, pennellate spesse, energiche, chiaramente di matrice espressionista. L'artista qui si riprende da distanza ravvicinata, in una posa un po' scomposta, occupa tutto lo spazio della tela ed esprime uno stato d'animo di malinconia e di preoccupazione. Non era un periodo facile per lui, soprattutto dal punto di vista economico. Quindi torna a Roma definitivamente nel 1937 e si ricollega di nuovo col mondo artistico romano.
Ma in questo periodo inizia anche il suo impegno politico e sociale, che si tradurrà nel 1940 nell'adesione al Partito Comunista, di cui sarà in seguito anche senatore. E nel frattempo a Roma l'ambiente è cambiato. Cagli è partito a causa delle leggi razziali e la Galleria Cometa nel 1938 chiude. E anche le sue opere rispecchiano questa svolta, questa angoscia che comincia a diffondersi sempre più. Fucilazione in campagna, dipinta tra il 1938 e il 1939, è idealmente dedicata al poeta spagnolo García Lorca, fucilato dai franchisti nel 1937. Guttuso ripropone il tema della fucilazione inaugurato da Goya con le famose fucilazioni del 3 maggio 1808 e ne riprende l'impianto compositivo, il soggetto di impegno civile e politico, ma persino un dettaglio, come il morto a terra rivolto verso lo spettatore. Anche Fuga dell'Etna è stato dipinto a Roma tra il 38 e 39 e qui Guttuso vuole rappresentare in tutta la sua drammaticità la condizione del popolo siciliano in balia della furia distruttrice del vulcano. La scena rappresenta la folla dei fuggiaschi colti di sorpresa dall'eruzione e in preda al panico. I colori sono accesi, i contorni marcati e vogliono mettere in risalto la forza, l'energia della gente che reagisce alla sventura e dimostra un grande attaccamento alla vita. Secondo la critica, Guttuso si sarebbe ispirato a Guernica di Picasso, che era stato presentato a Parigi nel 1937, ma qui sicuramente prevale la vita sulla morte, la speranza del futuro che non si è spenta. Chiudo questa breve carrellata sull'opera di Guttuso negli anni 30 con La Crocifissione, un'opera di 2 metri per 2, che ora è alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, che suscitò un grande scalpore alla sua comparsa nel 1942 perché rappresentava uno stravolgimento totale dell'iconografia tradizionale della crocifissione di Gesù e offendeva la religione. Infatti la reazione della Chiesa fu molto forte. L'artista aveva modificato la disposizione delle croci, che di solito sono allineate, frontali, aveva nascosto il volto di Cristo e ai piedi della croce aveva collocato, anziché la Madonna e San Giovanni, la Maddalena completamente nuda. Il suo intento era quello di trasportare l'evento nel tempo presente per denunciare le sofferenze causate dalla guerra e la necessità di lottare contro le sopraffazioni. Vediamo che cosa dice lo stesso artista. Li dipinsi nudi per sottrarli a una collocazione temporale. Questa mi veniva da dire è una tragedia di oggi. Il giusto perseguitato è cosa che soprattutto oggi ci riguarda. Nel fondo del quadro c'è il paesaggio di una città bombardata. Il cataclisma che seguì la morte di Cristo era trasposto in città distrutta dalle bombe. Questo è tempo di guerra e di massacri. Gas, forche, decapitazioni. Voglio dipingere questo supplizio del Cristo come una scena di oggi. Non certo nel senso che Cristo muore ogni giorno sulla croce per i nostri peccati, ma come simbolo di tutti coloro che subiscono oltraggio, carcere, supplizio per le loro idee.